La Regione Veneto punta all'indipendenza energetica, ora si sta lavorando verso la creazione di un polo di produzione di idrogeno, ha affermato l'assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato. La Giunta ha approvato un bando per sostenere la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea Next Generation UE. Il bando prevede una dotazione di 20 milioni di euro assegnati alla Regione Veneto con l'obiettivo di promuovere a livello locale la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno nell'industria e nei trasporti, attraverso la creazione di aree industriali che un'economia in parte basata su idrogeno, con importanti ricadute sulla riduzione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti derivanti dall'impiego dei combustibili fossili, occupazionali, di ricerca e di sviluppo. Secondo l'assessore, in Veneto ci sono le condizioni per sviluppare impianti per la produzione di idrogeno e il bando è l'occasione per individuare le migliori iniziative attraverso le quali poter concretizzare l'idea progettuale fino alla creazione di una vera e propria filiera regionale dell'idrogeno. Gli interventi proposti dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2026. Potranno presentare domanda di finanziamento le imprese di tutte le dimensioni nel mese di febbraio. L'approvazione della graduatoria è prevista entro fine marzo 2023. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.